È un passeggiare per Venezia assaporandone i luoghi e i saperi che da sempre la rendono unica e incantevole. È un autentico diletto vedere come nello square la sapienza del maestro Dascia nella sua tesa continua a plasmare le imbarcazioni a remi tipiche della città, una su tutte la famosissima gondola. E ancora l'antica arte delle maschere in cartapesta, vero simbolo del Carnevale di Venezia, che con pizzi, piume e perle ci attende con il suo vasto e ricco programma di feste e opere a tema. Sono soltanto alcuni degli interessanti e suggestivi percorsi da intraprendere per conoscere una Venezia diversa, nuova, ma sempre seducente, e quella dei suoi artigiani del centro storico. Sono stati identificati 4 ambiti, quello dell'arte, quello della gondola, della maschera e quello del vetro, e all'interno di questo sono state coinvolte 40 aziende artigiane. Quindi c'è una valorizzazione sia delle aziende storiche e che hanno un valore come arte artigiana, ma anche con delle realtà innovative. Venice Original, Venezia originale. Questo è il nome del progetto, rivolto non soltanto a turisti curiosi, ma anche agli stessi residenti, perché si sa, quando una cosa la si avvicina, non sempre la si conosce. Quindi noi che abbiamo questo petrolio, dobbiamo saperlo valorizzare e mantenendo anche, dando un valore anche di visibilità a queste realtà. Nei primi 3 percorsi si evidenziano gli antichi mestieri della tradizione con le varie tecniche di lavorazione dei manufatti. Il quarto invece è legato a quella specifica zona chiamata del chilometro dell'arte e si trova cioè tra la punta della dogana e l'accademia. Come target ci sono i millennials, cioè questi giovani che hanno una capacità di spesa soprattutto nei paesi ormai emersi più che emergenti, nell'area della Cina, del contesto asiatico, ma anche i paesi del Sud America o dell'area insomma medio orientale, hanno una disponibilità economica, vogliono provare un'esperienza, cioè a loro interessa avvicinarsi a questo mondo che per loro è fantastico come quello dell'artigianato.